E la domanda che vi poniamo oggi è: ma è possibile diventare milionari investendo €1? Nella liquidazione che riguarda Veneto Banca pare proprio che si possa fare, vero Mario? Sì, guardate qui. Allora, comunicato stampa di Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Operazione di acquisizione di Apulia Pronto Prestito. E loro dicono che hanno acquistato questa benedetta Apulia Pronto Prestito al prezzo simbolico di €1. E sono anche contenti di averlo fatto. Questo appare da questo comunicato. Per cui, Luigi, spiegaci un attimo, perché se l'hanno acquistata con €1, com'è che si fa a diventare milionari con €1? Beh, semplicemente no. Noi abbiamo poi chiesto a un ente terzo, Celeste, Centro European des Research, scusate per Il francesismo inglesizzato, ma sostanzialmente questo ente terzo a cui noi abbiamo dato dei dati che ci siamo procurati dalla società acquirente, quindi dalla banca di Puglia e Basilicata, giusto? Tramite i suoi bilanci e le sue comunicazioni abbiamo fornito appunto i dati a un ente terzo che ci certificasse secondo lui quale poteva essere il valore di Apulia Pronto Prestito, di questa società che è stata liquidata, venduta, secondo noi svenduta, la liquidazione di Veneto Banca. Bene, questa è la missiva che ci hanno mandato e vi posso dire che il riassunto di questa missiva, che comunque presenteremo insieme ad altri documenti alle autorità competenti, ci fa arrivare a questo risultato. C'è il legittimo sospetto, ok, che il danno per gli azionisti e quindi fatto a chi è insinuato al passivo dentro le liquidazioni di Veneto Banca, stando ai dati che siamo riusciti ad acquisire, sia almeno intorno ai 40 milioni di euro, perché questo parebbe essere il valore della società, stando ai dati che abbiamo, tenendo conto comunque che l'avviamento all'interno di tutti i dati che noi abbiamo trovato, l'avviamento di Apulia Pronto Prestito non è stata presa in considerazione e non è a bilancio, quindi da tutto questo c'erano 35 dipendenti, c'è un avviamento, da tutto questo è stato escluso l'avviamento perché non è stato possibile risalire a qual era quel valore, quindi assolutamente si può essere e si può diventare milionari all'interno delle liquidazioni di Veneto Banca, andando a vedere cosa vendono o svendono, investendo un solo euro. Quindi andate a guardare. Ma sulla trasparenza di Veneto Banca e della sua liquidazione abbiamo una notizia bomba, anche perché, vi ripeto, questi documenti e questa valutazione l'abbiamo procurata dal compratore, quindi chi compra di solito è sempre abituato ad abbassare il valore e chi vende in realtà dovrebbe alzarlo. Bene, questo lo dice lunga sulla trasparenza, ma abbiamo una vicenda, se seguite i nostri video andate a cercarli, molto molto particolare sulla trasparenza. Andate a vedervi il video e intanto vi ringraziamo e vi diciamo Condividete il video e poi metteteci like. Grazie. Grazie a tutti, buona serata.